Alle 5 del mattino dei malviventi hanno cercato di scassinare il postamat dell'ufficio postale di Castelfranco Veneto in via Roma. Il colpo però è andato a vuoto. Dopo l'esplosione i banditi si sono resi conto che la cassaforte ha retto al colpo, quindi si sono allontanati senza asportare nulla. La struttura del postamat è stata danneggiata, mentre l'immobile non ha riportato conseguenze. Per la deflagrazione è stata utilizzata con ogni probabilità della polvere pirica. All'interno della cassaforte parte delle banconote sono state bruciate, altre sono state rese inutilizzabili dal macchiatore di banconote che si attiva in caso di atto vandalico. Il colpo è durato pochi minuti, i ladri hanno fatto perdere le loro tracce a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto che ora indagano sull'episodio, anche grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza.